Oggi siamo a Quinto di Treviso per conoscere meglio l'azienda Glip, realtà all'avanguardia nella produzione e progettazione di sistemi di illuminazione a LED. Andiamo allora a farci illuminare. Ci potete raccontare com'è nata la vostra azienda, un po' di storia? Glip nasce nel 1996 e è nata con un'avventura estiva nel garage di casa, e dal garage di casa in 29 anni di attività siamo arrivati dove siamo oggi. Mettiamo in luce le tue idee, uno dei vostri slogan, come lo attualizzate, che tipo di servizi offrite? Il mettere in luce le idee si rivolge prevalentemente ai progettisti, quindi il tema della progettazione per noi è il fulcro ed è il punto di partenza di ogni singolo progetto. Prendere l'idea che può avere appunto il progettista e attraverso il nostro ufficio tecnico, il percorso di progettazione, diventa poi realtà. Artigianalità e innovazione sono i vostri punti di forza, un mix riuscito. Ci definiamo un'azienda sartoriale perché siamo in grado di poter garantire e rispettare quelle che sono le richieste dei nostri clienti. Diamo libertà nella personalizzazione dei prodotti e questo ci permette di rimanere solidi nel mercato con tante richieste e tanti progetti interessanti. Ci potete dare qualche numero sull'azienda? Glip ha chiuso il 2024 con un incremento di circa il 42% rispetto all'anno precedente, con dei risultati importanti anche a livello di redditività. Abbiamo i primi 3 mesi abbiamo registrato una crescita ulteriore di circa un 15% rispetto ai primi 3 mesi del 2024, quindi la tendenza è in crescita. Un portafoglio ordini di oltre 2 milioni di euro ed è estremamente consistente per la nostra dimensione, e siamo anche in trattativa con diverse commesse che si proiettano addirittura al 2027-2028. Quindi c'è grande soddisfazione e crediamo sia un momento veramente da cavalcare.